Una quindicina di persone identificate, tra cui una sottoposta all'obbligo di firma. È il bilancio dei controlli interforze effettuati questo pomeriggio nei principali parchi del centro di San Donà di Piave, con l'impiego di carabinieri e polizia locale. All'operazione hanno preso parte una quindicina di operatori, affiancati anche dall'unità cinofila, impegnati nelle verifiche all'interno delle aree verdi maggiormente frequentate. L'operazione è stata disposta dalla prefettura di Venezia dopo che il sindaco aveva portato all'attenzione del prefetto le numerose segnalazioni raccolte da cittadini ed esercenti delle zone vicine ai parchi. Le criticità indicate riguardavano in particolare presunti episodi di spaccio, ubriachezza molesta, litigi e più in generale situazioni di degrado. Da qui la richiesta dell'amministrazione comunale di rafforzare la presenza e i controlli in queste aree. Io ho ricevuto diverse segnalazioni e le ho riportate mercoledì in prefettura e ringrazio la prontezza dell'intervento, perché a distanza veramente di pochi giorni è già stato organizzato questo intervento interforze che continuerà anche in futuro con interventi mirati. Noi non possiamo trascurare un appello come è stato fatto dal nostro sindaco sul tema della sicurezza e allora il controllo più intenso è stato disposto per questa giornata. Le verifiche proseguiranno anche nelle prossime settimane con operazioni programmate in differenti fasce orarie e l'impiego di personale in borghese. Ovviamente non si può pensare di avere un presidio fisso in ogni realtà, anche perché poi questi fenomeni sono fenomeni migranti. Migranti nel senso che si spostano da un luogo all'altro, ci saranno altri controlli, altri orari, in altra maniera. In verità alcuni controlli è necessario farli in borghese perché sono meno evidenti e sono meno visibili e forse danno un minore senso di deterrenza, però sono altrettanto importanti. È fondamentale per noi anche percepire la presenza dello Stato e dare proprio questo segnale di sicurezza anche dal punto di vista della divisa presente in mezzo alla gente. Qui abbiamo delle zone particolarmente delicate e, come diceva il signor prefetto, gli accertamenti in borghese potranno dare dei frutti più evidenti. Purtroppo di fronte a determinate situazioni gli strumenti normativi esistenti non ci danno la possibilità, non danno alle forze dell'ordine e anche all'autorità giudiziaria di reagire efficacemente, perché abbiamo persone senza tetto, sbandati, drogati, ai quali anche il DASPO non dà nessun disturbo in sostanza. Questo purtroppo è un problema serio, però la presenza delle forze dell'ordine, l'identificazione è comunque ha un'efficacia di dissuasione che dà sicuramente anche un senso di sicurezza percepita elevata.